Presentato a Cacornera, nel comune di Portoviro, il volume Fetonte, il mito del fiume Po, alle origini del Delta Padano, a cura di Gianluigi Ceruti, che descrive uno dei miti più belli dell'antichità. L'introduzione del presidente del CUR, il professor Diego Crivellari. Fetonte, il mito del fiume Po, alle origini del Delta Padano. È un libro curato, lo si è detto, dall'avvocato Ceruti, anche frutto di un lavoro di squadra, poi si può dire, perché abbiamo i contributi, di compianto Leobardo Troniello, di Roberta Reali, storica dell'arte, e fotografie di Roberto Bottari, in più anche un lavoro a cui ha contribuito, ha collaborato anche la dottoressa Chiara Ceschi, che è qua al mio fianco, per la ricerca iconografica, poi si dirà insomma in quale modo. Quindi è un libro intanto molto ricco, ricco di informazioni in riferimento alla storia e al mito del Delta. Vedremo in quale modo si intrecciano queste due dimensioni apparentemente molto diverse, ma in realtà destinate a intrecciarsi anche, credo, in questa nostra serata. Ed è un libro ricco ed elegante anche per come è stato costruito. Provo a farlo vedere, poi sicuramente avrete modo di dare un'occhiata, anche magari di vederlo di persona, perché è arricchito da un apparato iconografico formidabile. Tutto ruota intorno appunto a questo antichissimo mito di Fetonte. Ne ho parlato modestamente anch'io, mi sono sempre chiesto: ma questo radicamento di un mito greco così antico, che viene appunto poi da Ovidio e da tantissimi altri autori e torna, l'ho trovato anche in Leopardi, quindi è un mito che attraversa tutta la storia della nostra cultura, come mai è radicato da noi e segnatamente a Crespino nel cuore del Grande Fiume? Ecco, stasera non voglio spoilerare per una brutta parola, ma scopriremo anche delle cose molto interessanti sul perché questo mito sia profondamente radicato nel Po e in quel Po che si avvicina poi appunto al suo antichissimo delta. Il libro dà spazio alle ultime ipotesi degli studiosi e alle più recenti scoperte archeologiche legate al territorio, facendo però conoscere il mito di Fetonte anche attraverso le opere d'arte che nei secoli lo hanno tenuto in vita, alimentato, reso immortale. E quindi far conoscere la nostra terra, il Polesine. Nel corso dei secoli, infatti, la leggenda ha ispirato poemi, drammi teatrali e componimenti musicali. Lo dice chiaramente Ceruti nell'esposizione del libro. Allora, voi capite, un po' di orgoglio di polesano l'ho sentito, cioè quello di contribuire, dare un piccolo contributo a iscrivere la storia del Polesine. La storia del Polesine e del Delta è antichissima, anche se ha cambiato configurazione col taglio di Portoviro, sappiamo tutte queste cose, è lo stesso. C'è un nucleo originario, ci sono popolazioni, dopo lo vedremo comunque. Ma vediamo i luoghi: Galleria degli Uffizi, Villa Borghese, Palazzo Te di Mantova. Permettete che ve lo dica, perché è una scoperta, è stata per me, ma credo sia anche per voi storici dell'arte, vero Chiara? Puoi confermare questo. Il British Museum, il Castello di Windsor, tanto caro alla regina d'Inghilterra, le gallerie dell'Accademia di Venezia, Victoria and Albert Museum di Londra, il Metropolitan Museum di New York, il castello di Fontainebleau, la biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, la National Gallery di Londra, e il Prado di Madrid, e l'Escorial di Madrid, il centro Pompidou di Parigi, la Sala dell'Arengo di Ferrara, insomma, non cito gli altri. E tra gli artisti ritroviamo in particolare tra i pittori, lasciamo stare, ci sono testimonianze importanti dei sarcofagi romani che si trovavano alla Galleria degli Uffizi, al Louvre e a Villa Borghese, poi ci sono stati i trasferimenti. E dicevo, gli autori che si sono occupati di questo tema: Giulio Romano a Mantova, Palazzo Te, Michelangelo Buonarroti, 3 disegni di Michelangelo Buonarroti, uno qui alle Gallerie dell'Accademia, i 2 sono andato a vederli nel secolo scorso, ancora alcuni anni fa, col FAI, col Fondo dell'Ambiente Italiano, sono stato a vederli a Londra, al British Museum, al Castello di Windsor, 3 disegni di Michelangelo Buonarroti. E poi Santo Avelli, ceramiche, si trova, mi pare, a New York, una di queste ceramiche.
Tintoretto, Brusa Sorgi, Guido Reni, Caraccio, Rubens,